Grazie ancora della vostra partecipazione e passiamo alla nostra parte privata, all'evento organizzato oggi. Vorrei ringraziare la dirigente della Regione Veneto, Santina Sist, che come vi dicevo prima è arrivata e con lei nei prossimi mesi avremo diverse cose da fare, spero anche in maniera positiva dal punto di vista della collaborazione e delle proposte che ci sentiamo di fare, non da soli, ma assieme anche agli altri ordini professionali, architetti, geometri e periti industriali. Sui temi della rigenerazione urbana, non rigenerazione urbana, protocolli di sostenibilità in ambito urbano ed edilizio e aree idonee per il fotovoltaico. Sono tematiche di competenza della Regione e di competenza di Santina Sist. Ringrazio anche Marco Dorigo che ci onora della sua presenza e Cipriano Bortolato, coordinatore del gruppo di lavoro del gruppo tematico regionale per l'edilizia, figure con le quali abbiamo costantemente attività e direi, insomma, dal mio punto di vista positive, dopo magari da parte vostra il parere è diverso, però insomma ecco, come poi vediamo che alcuni risultati escono, non tutto quello che viene proposto viene accettato, ma l'importante è essere in grado di formulare delle proposte e cercare di portarle avanti e dopo dall'altra parte se viene apprezzato, se viene preso in considerazione bene, altrimenti ne faremo delle altre. Grazie ancora. Io adesso passo la parola al nostro Alessandro Turchetto che modererà la seconda fase di questo nostro evento. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie Presidente. Allora passiamo appunto alla seconda parte, quella pubblica della nostra Assemblea, per l'illustrazione delle linee guida per l'analisi dell'accessibilità universale e dell'inclusione nelle città della Regione del Veneto in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Allora, queste linee guida sono state presentate a Cortina un mese e mezzo fa, forse 2 mesi fa circa, e siamo stati invitati appunto come FOIV dalla Regione a partecipare a questo incontro informativo di presentazione. Abbiamo partecipato io e il Presidente e anche la Presidente dell'Ordine di Belluno, Eleonora Dalla Corte, e diciamo che abbiamo riscontrato effettivamente l'importanza di queste linee guida e quindi abbiamo colto l'occasione per invitare noi adesso la Regione a illustrarci appunto questa pubblicazione che hanno fatto, che hanno scritto assieme, quindi con l'ingegner Fasiol che è il direttore dell'area infrastrutture della Regione e Roberto Vitali che è il presidente di Village for All che ha appunto anche lui curato questa pubblicazione. Allora, io lascio la parola all'ingegner Fasiol per la presentazione, diciamo, d'insieme iniziale e poi a Roberto Vitali per l'illustrazione specifica delle linee guida. Grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. L'intervento di questa sera per presentarvi le linee guida, come è stato detto, è suddiviso in 2 momenti. Un primo intervento che farò io, più breve, legato un po' alla origine di queste linee guida per farvi capire da dove la Regione ha colto lo spunto per dar corpo a questo documento. Il secondo, molto più specifico, più tecnico, che poi Roberto Vitali vi illustrerà nel dettaglio con l'ausilio di varie slide. Però quello che mi premeva e che mi preme segnalare fin dall'inizio è proprio l'origine di questo studio che la Regione ha voluto fortemente redigere a partire dal 2022. Come è stato detto, è stato presentato a Cortina il 23 di ottobre. Ringrazio la FOVI per la partecipazione a quell'incontro e per aver poi anche dato seguito con l'incontro di oggi. Vuol dire che quanto abbiamo seminato, abbiamo detto a Cortina, ha colpito, ha colto nel segno perché evidentemente ha suscitato un qualche interesse. Porto anche i saluti della vicepresidente De Berti alla quale ho riferito appunto che venivo in questa assemblea e quindi
mi chiedeva di estendere a voi i suoi saluti. Venendo un po' al merito di queste linee guida e soprattutto a capire come la Regione si è mossa nell'ambito dell'organizzazione dell'evento olimpico, devo partire un attimo da lontano, cioè dal 24 giugno del 19, quando nell'Assemblea del CIO è stata assegnata alla Regione Veneto, Regione Lombardia e ai comuni di Milano e Cortina l'assegnazione appunto di Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. Ho specificato espressamente regioni e comuni perché voi sapete che è la prima volta che le Olimpiadi vengono assegnate dal CIO non a uno Stato ma a regioni e comuni, perché in quel momento lo Stato, il governo italiano, non aveva dato una piena adesione a quell'iniziativa. Quindi regione e province autonome, Trento e Bolzano e i comuni sono stati i primi attori di quel documento, a partire dal dossier di candidatura che era stato redatto nel 2018-2019 e che è stato il dossier che ha portato poi al successo in sede di candidatura. Quel dossier di candidatura partiva da dei presupposti, oltre ovviamente dalla capacità tecnico-organizzativa di poter ospitare i giochi, partiva da presupposti di sostenibilità ambientale e economica dei giochi e anche proprio espressamente di accessibilità e inclusività nella organizzazione dei giochi. Quindi giochi olimpici e paralimpici per tutti, questo era un po' lo slogan che era uscito ancora dal dossier di candidatura e che voglio qui rimarcare perché l'iniziativa della Regione non è così estemporanea ma ha una matrice, insomma un'origine ormai di qualche anno e quindi anche ben sedimentata. Dopodiché lo sapete, il governo è subentrato a regioni e comuni nella titolarità dell'organizzazione dei giochi e da lì c'è stata la legge olimpica degli anni successivi e un po' la ripartizione dei ruoli fra governo centrale ed enti territoriali. Due parole anche per chiarire un po' a tutti, se qualcuno non lo ha ben presente, quali sono i ruoli, perché spesso si sente parlare di governo, di Simico, di Mico, Fondazione Milano Cortina, insomma capire un po' com'è l'architettura complessiva dei giochi all'interno dei quali anche la Regione Veneto si sta muovendo. Come vi ho detto c'è stata quindi una legge olimpica che ha detto che i giochi olimpici e paralimpici in Italia sono gestiti a livello governativo. È stata istituita una cabina di regia a livello Palazzo Chigi, per intenderci, quindi a livello centrale, coordinata dai ministri per lo sport Abodi e per le infrastrutture Salvini. Sono state costituite fra il 20 e il 21 due società, una la Fondazione Milano Cortina 2026, che è il soggetto che in Italia ha la responsabilità di organizzare i giochi, e Simico, cioè la società Milano Cortina, società infrastrutture Milano Cortina, che poi ha avuto il compito di essere centrale di committenza per tutti i lavori che devono essere realizzati in funzione delle Olimpiadi. Quei 3 miliardi e mezzo di euro di cui si parla è il complesso di quelle opere che sono contenute in un DPCM del settembre 2023, che sono l'ammontare complessivo di tutte le opere che vengono realizzate in Veneto, Lombardia, provincia autonoma di Trento e Bolzano. In Veneto poco più di 1 miliardo, Lombardia circa 2 miliardi per capirci. Poi ci sono altri soggetti di cui forse avete sentito parlare meno, ma è importante, il cosiddetto COC, il Comitato Olimpico Congiunto, di recente istituzione, ma è il soggetto che deve approvare l'organizzazione dei giochi, altro cosa che il CIO ci ha chiesto. Poi c'è il ruolo delle regioni, quindi degli enti territoriali, Regione Veneto, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina, che sono stati, come vi dicevo, l'origine della candidatura e che oggi ha un ruolo di trasferire sul territorio tutte le iniziative all'interno della complessa organizzazione dei giochi. Perché dico questo? Perché nella successiva redazione delle linee guida abbiamo dovuto e stiamo ancora interloquendo con tutti questi soggetti, ciascuno per la sua parte, ciascuno per le sue competenze.
Che ruoli ha adesso allora la Regione nel complesso sistema di organizzazione dei giochi, oltre ad essere, diciamo, uno dei primi firmatari e quindi avere una sorta di primogenitura sulla candidatura? Ha una competenza sulla verifica dell'attuazione del programma delle opere olimpiche, quindi il contatto con Simico, la società che vi ho appena accennato, è costante per tutte le opere che vengono progettate e sono già in cantiere o stanno per essere messe in cantiere. Ha un rapporto diretto con la Fondazione Milano Cortina, per capirci il presidente Malagò e l'amministratore delegato Varnier, nomi che forse un po' tutti sentono perché sono un po' i principali attori dell'organizzazione dei giochi, e su questo stiamo completando la procedura di VAS, valutazione ambientale strategica, perché in sede di candidatura ci siamo impegnati a redigere comunque una valutazione ambientale strategica sui giochi che sta per arrivare al completamento del suo iter, proprio per quel concetto di sostenibilità ambientale che ho citato all'inizio. E poi ancora la Regione ha competenze in tutta una serie di settori più svariati, che sono dal settore dei trasporti per garantire l'accessibilità a tutte le venues olimpiche, il settore del turismo ovviamente è il più interessato per l'accoglienza dei milioni di turisti che si aspetta arrivino in Veneto nel febbraio-marzo del 26, ha competenze in materia di protezione civile, ha competenze in materia di sanità, ha competenze in materia di istruzione, pensiamo solo all'opzione di tenere aperte o chiuse le scuole nel periodo olimpico, tanto per dirne una, ha competenze in materia di formazione del personale, di sicurezza assieme alla prefettura e alle questura e di promozione dell'evento olimpico in tutte le sedi, quindi a livello internazionale. Quindi il ventaglio di competenze all'interno del quale la Regione si trova, volevo farvi solo capire che è molto ampio, e solo all'interno di questo ampio programma che abbiamo definito come Veneto in Action, che è già partito dal 2023, quindi è il secondo anno di attuazione, con tutta una serie di eventi, di programmi che si rincorrono, solo all'interno di questo ampio programma di iniziative possiamo e dobbiamo collocare la redazione delle linee guida di cui ci occupiamo oggi. Cioè, fra i tanti impegni che la Regione si è assunta all'inizio del tutto questo sistema che ci porterà alle Olimpiadi, era anche quello di dotare i soggetti di cui che ho citato prima, Simico da una parte e Mico dall'altra, di uno strumento per certa misura tecnico, ma per altri profili direi più culturale, che favorisse e favorisca oggi, in termini di accessibilità e di inclusività, l'accesso alla Regione Veneto, alle città che ospitano e ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici e alle singole venue di gara. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati 2 anni fa, quando con Village for All e Roberto Vitali, che ringrazio sempre per la sua presenza e competenza, 2 anni fa abbiamo deciso di dar forma, corpo, a questo documento che oggi vi presentiamo. Un documento che obiettivo ha questo documento? Allora, ho detto non è un documento squisitamente tecnico. Oggi da ingegnere sono in sede tecnica con tanti ingegneri, quindi magari affronteremo un po' di più l'aspetto, come dire, progettuale o comunque legato alla competenza tecnica, magari questo nella presentazione di Roberto. Però è un documento che è rivolto a tutti i soggetti che in qualche modo partecipano all'evento olimpico. Quindi troverete dei riferimenti rivolti agli atleti, ai preparatori, agli accompagnatori, ai turisti, ai progettisti, alle imprese di costruzione, ai dirigenti o funzionari pubblici che si devono occupare dei progetti, agli albergatori, a chi si occupa di ristorazione, chi deve ricevere quindi il mondo del turismo che arriverà in Veneto. Quindi l'obiettivo non solo tecnico, non è un manuale tecnico, non aspettatevi un manuale tecnico, ma è un documento che vuole andare anche al di là della pura e semplice applicazione della norma e dello standard. Spesso, da tecnici sappiamo che il primo riferimento che abbiamo per capire se siamo in linea con la normativa per quanto riguarda accessibilità, guardiamo il riferimento normativo, lo standard, siamo dentro lo standard, siamo a posto.
No, vogliamo superare questo che comunque rimane valido, non vogliamo assolutamente rinnegarlo. La prima cosa è rimanere nell'ambito dello standard della normativa tecnica, però sicuramente si può fare di più. Si può fare di più e, come ci siamo detti più volte con Roberto Vitali, l'asticella può continuamente essere alzata e anche rispetto a quello che scriviamo qua sicuramente fra un anno saremo in grado ancora di alzarla un po'. Cosa andiamo a dire quindi con le linee guida? Vogliamo fornire un documento che è sufficientemente pratico per affrontare il tema parliamo di progettazione visto che siamo in sede prettamente, sì, di fronte soprattutto a tecnici, per affrontare la progettazione con un'ottica un po' diversa che, ripeto, non riguarda lo standard ma riguarda soprattutto l'approccio nei confronti di chi presenta una disabilità, quindi oggi diciamo con persone con disabilità. C'è anche un recente decreto che certifica quello che avevamo già scritto nei nostri documenti, il termine corretto è persone con disabilità e vengono proprio eliminati, se avete visto, da quel decreto tutta un'altra serie di denominazioni che non devono più appartenere al nostro linguaggio. Come ci siamo mossi? Faccio rapidamente gli step che abbiamo seguito in questo anno e mezzo per farvi capire che tipo di approccio abbiamo utilizzato. Ripeto, siamo partiti a dicembre del 22 cercando di impostare questo lavoro e cercando di capire dove potevamo intervenire nei confronti dei progettisti di Simico, società che approva i progetti, di Mico, soggetto che organizza gli eventi, come potevamo intervenire come Regione nei confronti di questi soggetti per far sì che le progettazioni degli eventi e delle opere fossero già in itinere in linea con questi nostri suggerimenti. Il primo momento di confronto l'abbiamo avuto per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Cortina a gennaio 23 e poi l'abbiamo replicato a gennaio 24. Faccio questo esempio per dirvi, abbiamo fatto i sopralluoghi con Roberto Vitali, siamo andati sul posto, abbiamo ragionato con il Comune di Cortina, soprattutto con Fondazione Cortina, che devo sempre ringraziare per la disponibilità che ha dato a accogliere tutte le nostre osservazioni. Abbiamo fatto in modo, magari con piccoli interventi, che tutta la cosiddetta finish area, cioè dove arrivano gli atleti, sia durante le gare di Coppa del Mondo che durante anche le gare di paraschi che ci sono state un mese dopo, ci fossero tutti quegli accorgimenti per l'accessibilità a chi ha problemi motori, ma anche l'accessibilità per gli ipovedenti, chi ha problemi acustici, chi ha problemi sensoriali, la segnaletica fosse adeguata, sia in termini di dimensioni che di localizzazione e di posizionamento. I percorsi fossero tutti facilmente segnati e ovviamente superare le barriere architettoniche in montagna, soprattutto in un versante, non è la cosa più semplice. Faccio breve, nel 23 prima tappa, nel 24 seconda tappa, risultato sia delle federazioni internazionali che il CIO, nel 24 hanno riconosciuto che Cortina ha fatto passi da gigante in soli 2 anni come organizzazione degli eventi di questa natura. Ripeto, il costo marginale di questo è stato modestissimo e qui parliamo di organizzazione di eventi. In questo ci ha sempre seguito Fondazione Milano Cortina, cioè chi da Milano, soprattutto i lombardi, organizzano questo e devo dire che hanno molto apprezzato i nostri suggerimenti, li stanno mettendo in atto anche fuori Veneto e questo non ci fa altro che piacere. Il secondo passaggio che abbiamo fatto nel corso del 23 e nel primo semestre del 24 è introdurre in tutti i pareri che la Regione ha reso in relazione a tutte le varie opere che vengono realizzate per Olimpiadi in Veneto delle raccomandazioni, perché non sono prescrizioni in quanto non discendono da norma, ma sono raccomandazioni perché discendono appunto da un buon progettare, dal progettare con l'Universal Design, come poi Roberto Vitali vi potrà dire meglio. Abbiamo inserito in tutti i nostri pareri, qui c'è Salvini Assist che si ricorderà tutti i pareri che abbiamo fatto, dallo sliding center al villaggio olimpico, allo stadio olimpico,
ai nuovi impianti di risalita, rifacimento degli impianti esistenti e per ultimo tengo l'Arena di Verona, quindi anche in situazioni completamente diverse. In tutte queste fasi progettuali abbiamo inserito delle raccomandazioni che tengono conto di quello che adesso Roberto Vitali vi andrà a dire. E questo sempre intervenendo nei confronti di chi poi andrà a approvare i progetti, quindi l'amministratore delegato di Simico e commissario straordinario che è l'architetto Saldini. Poi siamo passati a una fase di redazione delle bozze vere e proprie di linee guida e qui abbiamo aperto una fase partecipativa. Abbiamo fatto 2 incontri, una a Cortina e una a Verona nel febbraio dell'anno scorso, con tutti gli stakeholder. Abbiamo raccolto più di 100 contributi dai vari soggetti, pubblici, privati, associazioni o altro che fossero, e siamo arrivati alla redazione, diciamo conclusiva, ma conclusiva ad oggi perché domani potrà già essere, alzando l'asticella, qualcosa di meglio. Siamo arrivati nell'estate di quest'anno alla redazione di linee guida nella sua versione, diciamo, spendibile e che può essere oggetto di dissemination, cioè di presentazione pubblica. L'abbiamo fatta a Cortina a ottobre, come dicevamo prima, e abbiamo messo a disposizione quindi dei progettisti, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni che approvano i progetti, questo documento, così come l'abbiamo messo a disposizione delle associazioni di categoria, una per tutti gli albergatori del Lampezzano del Bellunese, che hanno voluto entrare nel merito, nel dettaglio anche di quello che per loro queste linee guida possono offrire, cioè organizzare gli spazi all'interno dei loro locali, dei loro ambienti, dei loro ristoranti, dei loro alberghi, in modo che siano in linea e non semplicemente con questo documento e non solo con la normativa. Ecco, devo dire che i riscontri che abbiamo avuto sono stati assolutamente positivi, spero che anche dal vostro punto di vista possa essere apprezzato. Quello che vogliamo far passare è il concetto di progettazione universale. Universal design è il termine che viene utilizzato, ma è un approccio alla progettazione che deve tener conto fin dall'origine dei problemi, ma Roberto Vitali mi dice che non sono problemi, delle esigenze delle persone con disabilità. Ecco, perché non devono essere interpretati come problemi, ma sono come esigenze e opportunità per progettare meglio. Questo è un po' la base concettuale su cui è anche il passaggio concettuale che un po' tutti dobbiamo fare, che non sempre è così facile. Prima di dare la parola a Vitali, un altro passaggio, perché non ci siamo fermati qui, vogliamo fare un altro documento più specifico e un altro piccolo incarico appendice che abbiamo dato sempre al Village for All, che sta lavorando per noi, perché come Regione mi sono posto questo tema. Avete sentito quanti soggetti ci sono chiamati in causa per organizzare i giochi. Parliamo solo del settore dei trasporti, che è quello più tipico mio, e abbiamo in Veneto il turista che verrà, diciamo, dalla Corea del Sud, visto che è di attualità in questi giorni, ma dagli Stati Uniti piuttosto che da Giappone, da chissà dove, che arriverà in Veneto atterrando in aeroporto o a Venezia o a Verona o a Milano, arriverà in Veneto in treno o in macchina o in taxi o in bus, dovrà trovare un parcheggio, dovrà andare in un albergo o a Verona o a Venezia o a Cortina, indicativamente, dovrà poi rivolgersi a qualcuno per andare a vedere i giochi da qualche parte, quindi raggiungere una qualunque delle venues. Allora, qui ci sono tantissimi soggetti e ognuno per la sua parte, ognuno sta facendo la sua parte. Save per gli aeroporti, Trenitalia per le ferrovie, RFI per le ferrovie di stazione, i vari gestori di autobus per quello che riguarda, chi gestisce i parcheggi, chi gestisce gli alberghi, chi gestisce gli shuttle e le navette. Il tema che mi sono posto è: c'è qualcuno che sta guardando se il povero coreano per arrivare al suo albergo a Pieve di Cadore o a Cortina ha un percorso completo che gli consente senza intoppi di arrivare, se questa persona coreana ha una qualche disabilità? Ecco, allora ci è venuto in mente di vedere come costruire questi percorsi in maniera così astratta, ma anche con qualche esperienza concreta, e capire se tutto funziona. Questo spunto lo dico perché è un ricordo che molti di voi avranno. Mi è venuto da forse i miei primi giorni di lavoro, quando l'ingegnere Borelli,
tanti sicuramente ricorderanno, mi disse, uno dei primi progetti, c'è qua Francesco Baruffi che forse era con me in quei giorni, era un ospedale, i primi ospedali, e mi disse con la sua vocina stridula, Fasiol, perché quando vediamo un progetto di questo tipo, per capire se funziona la prima cosa è mettersi nei panni di chi arriva con la valigetta a sto ospedale e deve capire dove va, e se tutti i percorsi tornano, le indicazioni sono giuste e il tuo percorso non ti si interseca magari con quello dello sporco o della morgue, allora vuol dire che funziona. Come dire, mettiamoci nelle panni del soggetto che deve percorrere quell'itinerario, ne abbiamo individuati alcuni, e per capire se tutto funziona. Ecco, quello che sta uscendo è che non tutto funziona, che ci sono vari punti che magari anche in maniera, come dire, non conscia, ma nel passaggio dalla competenza di un soggetto all'altro, hanno dei punti dove ancora rischiamo di fare brutta figura col mondo, che cosa che non vorremmo fare almeno dal punto di vista dell'accessibilità e dell'inclusività. Ecco, abbiamo fatto qualche anticipazione della futura attività che è già in corso ma che andremo a completare in primavera, perché, come dicevo prima, l'asticella si alza e ci si può sempre migliorare, è un settore in cui il limite non lo raggiungeremo mai, ma cerchiamo di alzarla sempre di più e assieme. Vi ringrazio e lascio la parola a Roberto che darà un dettaglio molto più tecnico di quello che abbiamo fatto. Grazie a tutti. Grazie a Giuseppe Fasiol allora per la sua introduzione alle linee guida, anche con un taglio appunto, come abbiamo detto, culturale, non solo tecnico, e grazie anche per averci dato un quadro d'insieme dell'organizzazione delle Olimpiadi dal punto di vista istituzionale, perché effettivamente ci si perde un po' leggendo i giornali. Passo la parola allora a Roberto Vitali per entrare un po' più nel dettaglio. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. E grazie a voi per l'invito di essere qua questa sera a presentare assieme alla Regione Veneto questo lavoro che è come dire, sentiamo veramente tanto. Sentiamo tanto perché è un'occasione, un evento così importante come le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina del 2026 per cambiare delle cose, cambiare la cultura di una regione, cambiare la cultura di un paese, cambiare la cultura tecnica ma anche quella imprenditoriale e dei cittadini. Quindi credo che sia un'occasione veramente straordinaria. Ringrazio l'ingegnere Fasiol per le belle parole che ha speso per noi e questo mi fa dire che insomma abbiamo fatto un lavoro che merita di essere preso in considerazione e ne siamo veramente orgogliosi. Spendo due parole per dirvi chi siamo. Village for All è siamo nati nel 2008 come progetto sociale con l'obiettivo di creare un network di strutture turistiche che dessero informazioni affidabili circa la propria accessibilità, e poi siamo diventati una startup innovativa perché abbiamo realizzato un software e brevettato un software che ci permette di monitorare qualsiasi struttura della filiera turistica e valutarne i diversi livelli di accessibilità per le diverse tipologie di esigenze di accessibilità. Il nostro passo ultimo è stato nel 2011 diventare una società di consulenza specializzata in ospitalità accessibile e di inclusione. Il nostro obiettivo è proprio quello di andare oltre la norma e concentrarci sulle persone, quindi abbiamo creato nel frattempo, in questi 16 anni, tante cose partendo dal turismo, e siamo partiti dal turismo perché il mondo del turismo in realtà abbraccia tutta la nostra società. Avete sentito nell'illustrazione e alla presentazione dell'ingegnere Fasiol quanti sono i settori che sono coinvolti in un evento così importante e come in questo evento l'accessibilità sia trasversale a tutti quanti. Non c'è un settore della nostra società che non si deve occupare di accessibilità, perché in realtà l'accessibilità come l'inclusione riguardano le persone. Quindi noi come dire, siamo partiti da questo obiettivo di creare un network, che poi è il network
V4A, in realtà abbiamo creato anche un network di destinazioni turistiche. Il Veneto è la regione più importante non solo in Italia, ma anche per noi, perché la maggior parte delle aziende che fanno parte del nostro network hanno sede in Veneto, ed è da qui che abbiamo cominciato a fare tutte le prime sperimentazioni che negli anni ci hanno portato ad essere la società di consulenza che siamo oggi. Due parole per dirvi un pochettino cos'è il turismo e l'accessibilità. Allora, si parla di turismo accessibile, questo è il nome, tra virgolette, con cui si riconosce un po' questo settore, questo segmento. Io ho cominciato a occuparmi di turismo accessibile ormai più di 30 anni fa, non si chiamava turismo accessibile, non sapevamo neanche come si chiamava, e la situazione era ben diversa rispetto a quella che abbiamo oggi. Oggi però quello che noi sappiamo del turismo in Italia, visto dal punto di vista dell'accessibilità, è che abbiamo 33.000 alberghi, 2.000 campeggi, 2.005, insomma ci sono numeri un po' che ballano, 7.000 e circa stabilimenti balneari. Non abbiamo consapevolezza dell'accessibilità che sono in grado di offrire oggi, e poi vi faccio vedere il perché. Però quello che sappiamo è che per legge non possiamo diventare accessibili, perché se fosse servito tutte le norme che abbiamo, oggi non avremo barriere architettoniche da nessuna parte, poco ma sicuro. E credo che questa è una cosa di cui siamo consapevoli tutti. Il richiamo prima dell'ingegnere Fasiol sulla parola problema nasce da qui. Io comincio sempre a parlare di turismo accessibile partendo da questa slide. Che cos'è la dichiarazione di accessibilità? È quell'omino bianco su sfondo blu, tra l'altro è codificato da una ISO, ci abbiamo dedicato a una ISO per dire come si fa quel logo, che dovrebbe rappresentare la soddisfazione di tutte le esigenze che stanno dietro. In realtà ha prodotto tante altre cose, lo si poteva prevedere. Se il simbolo è una carrozzina, e non a caso vi ho messo davanti la carrozzina perché io in quell'omino non mi ci posso neanche riconoscere, vedete la differenza della linea, della curva, di quanto sono diverso io rispetto a quell'omino, ma soprattutto non rappresenta le esigenze motorie, cioè non rappresenta le esigenze sensoriali, la vista, l'udito, le esigenze cognitive, le persone obese, chi cammina con un bastone. Quando si dice disabilità motorie viene fuori subito quell'immaginario lì, ma una persona che si è rotta una gamba, gli hanno fatto un'operazione di legamenti, che gira con un bastone, con una stampella, deve girare col deambulatore, chi usa una carrozzina, rispetto a una carrozzina elettrica molto più ingombrante, vanno tutti sotto la voce disabilità motorie. Perdiamo completamente di vista la persona che sta seduta sopra a quello che è un ausilio, che non rappresenta la disabilità. Ed è frutto di un'autocertificazione. Nel mondo del turismo, assieme alla dichiarazione dei prezzi che annualmente la Regione ti manda, tu devi compilare una serie di spunte dove c'è più o meno accessibile ai disabili, una risposta che è sì, no, e sta tra si accettano i cani, c'è un servizio di babysitting, più o meno in quella zona lì. Voi capite che le esigenze di una persona cieca rispetto a una persona sorda, rispetto a una persona che usa una carrozzina, sono completamente diverse. E quindi tutto quello che stiamo facendo fino ad ora, che abbiamo fatto con questa logica, rispondere alla norma, non potrà mai rispondere alle esigenze delle persone, alle esigenze di accessibilità che hanno le persone. Perché le disabilità non si muovono, sono le persone che si muovono. Io per 30 anni ho ripetuto le persone disabili che fanno turismo sono turisti. Da quando abbiamo cominciato questo lavoro, anzi un po' prima, abbiamo cominciato a dire le persone con esigenze di accessibilità o con disabilità che fanno turismo sono turisti.
oggi questo simbolo non ci permette di chiedere un'informazione specifica rispetto a una nostra particolare esigenza. E guardate che chi va in vacanza non cerca una camera d'ospedale, non ha bisogno non va in vacanza per andarsi a sedere su un water, perché tutto si riduce c'è un bagno per disabili con un water speciale e un lavandino speciale. Ora, tra l'altro, ci tengo a dirlo, la vostra regione è particolarmente all'avanguardia, perché già con la decreto, con la DGR, la 1428 del 2010, 11, si era già scritto a chiare lettere non usare i water per disabili, non usare i lavandini per disabili. Poi di fatto li stiamo ancora usando, ma questo lo dobbiamo superare e abbiamo una quantità di buoni motivi, anche dal punto di vista normativo, che ci devono far fare questo cambio. Quindi, diciamo, io turista con questo simbolo non posso approfondire in base alle mie esigenze. Non so se c'è una directory in braille, se sono cieco, se c'è un sistema induzione, se porto una protesi acustica, quali sono i supporti informativi, come sono organizzati. Quindi dobbiamo capire che intanto l'accessibilità è sempre stata fatta come un'applicazione laterale, che è poi l'integrazione della legge 13, quel foglio dove si fa l'asseverazione che le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche sono state rispettate, e non è entrata mai a far parte della qualità. Invece vedremo come l'accessibilità è un elemento determinante della qualità. Cominciamo a vedere queste linee guida e devo ringraziare l'ingegner Fasiol che ha voluto inserire questa frase proprio all'inizio di queste linee guida. Se vogliamo essere accessibili e inclusivi dobbiamo cominciare a sognarlo. Noi l'abbiamo sognato assieme a chi ha collaborato a redare queste linee guida, a tutti gli stakeholder. Oggi dobbiamo cominciare a dare concretezza, dobbiamo cominciare a rendere concreto questo sogno. Da dove cominciamo? Intanto a capire a chi sono rivolte queste linee guida. Non sono un manuale tecnico. Qua dentro, io lo so che rimarrete delusi, non c'è lo schema del bagno per disabili. Il vecchio 180x180 del 384 e 78 che è stato abrogato nell'86, insomma, quello non c'è. Non c'è neanche niente di alternativo. Volutamente abbiamo discusso tanto assieme all'ingegner Fasiol, a tutto il suo staff, su come affrontare l'argomento. E una conclusione a cui siamo arrivati è che di manuali di progettazione secondo me ce ne sono già abbastanza. Cioè, non secondo me, secondo noi abbiamo detto, non deve essere un manuale di progettazione. Deve essere qualcosa che permetta a tutti di comprendere il significato dell'accessibilità e della parola inclusione. Quindi rivolto prima di tutto ad amministratori, agli amministratori pubblici, agli amministratori della cosa pubblica, dei servizi pubblici, agli imprenditori, ai progettisti, a tutti voi come figure che progettano. E non c'è un segmento che non è coinvolto, perché queste linee guida sono state condivise con tutti gli stakeholder, dal CONI al Comitato Paralimpico. Guardate come abbiamo già cambiato anche il linguaggio. Ancora fino a qualche tempo fa si parlava delle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi Olimpiadi e Paralimpiadi sono sempre associati. Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. E lo troverete scritto fino alla noia. Ci sono delle cose che dobbiamo far cambiare e possiamo far cambiare prima di tutto dal linguaggio, dalle parole che usiamo, da quanto usiamo una parola giusta rispetto a una sbagliata. I mesi scorsi è stato approvato un decreto legge da parte di questo governo per dire che diversamente abili, portatori di handicap, handicappati,
sono parole vietate per legge. La parola corretta è persona con disabilità. Poi qui troveremo anche tutta una parte importante sulla comunicazione e sull'uso delle parole, e aggiungiamo anche che disabilità ne dobbiamo parlare nel momento in cui serve. Nel momento in cui non serve, scrivere un titolo "Il poeta in sedia a rotelle" non è, se parliamo di poesia, quello che conta è il poeta, non è la sedia a ruote su cui sta seduto. E quindi tutto questo corpo di materiale che vedete è importante, è stato condiviso con tutti gli stakeholder, dicevo, con il CONI, con il Comitato Paralimpico, ma anche con Federalberghi, Confcommercio, tutte le organizzazioni hanno partecipato, ma anche le imprese, le associazioni delle persone con disabilità, le associazioni imprenditoriali. E questo è proprio nelle linee guida dello Universal Design, la condivisione progettuale, la condivisione degli obiettivi, la condivisione degli strumenti da utilizzare. E l'obiettivo che ci si pone è quello di cambiare proprio il paradigma. Il paradigma della progettazione, il paradigma di come si fa business. C'è un mercato, e lo vedremo, ed è un mercato importante. E cambiare i paradigmi anche della vita sociale. Noi possiamo fare turismo accessibile in città che siano accessibili per i cittadini. Vecchiamento demografico, ce l'abbiamo presente? È una cosa che riprendiamo. Che cos'è la disabilità? La disabilità è il risultato dello stato di salute di una persona quando incontra un ambiente fisico e culturale. Io non ho avuto nessuna disabilità oggi ad essere qua con voi. Il mio mezzo di trasporto è pienamente accessibile, sono arrivato, non ho avuto difficoltà, nessun problema, nessuno mi è dovuto venire a prendere. E quindi la disabilità è quella situazione che si manifesta quando l'ambiente fisico, la società, l'ambiente culturale non è adeguato. Certo, fare quello che faccio io qua è possibile. Se fossimo in una Tunisia, nel deserto, nel Darfur, probabilmente, o in qualche altro paese dove la cultura è molto più arretrata e quindi anche le considerazioni nei confronti delle persone sono più arretrate, sarebbe completamente diverso. Perché parliamo di esigenze di accessibilità? L'ho detto prima, la disabilità non va in vacanza ci vanno le persone e è inutile continuare a parlare delle disabilità. Dobbiamo vedere quali sono le esigenze di accessibilità a cui dobbiamo rispondere. L'invecchiamento della popolazione, il cambiamento demografico, ci mette nelle condizioni di dire che oggi è inutile che stiamo a cercare il nostro omino in carrozzina, perché se pensiamo che ha più di 65 anni, che ha ancora un'aspettativa di vita di 30 anni, 35 anni, ed è ipovedente, adesso magari arriviamoci in salute prima di tutto, e soprattutto arriviamoci da protagonista, perché se quando cominci ad avere qualche limitazione alla tua condizione di salute, devi dipendere dalle altre persone, comincia a diventare faticoso. Se siamo un po' ipovedenti, un po' ipoudenti, ipocamminanti, pensiamo nel mondo del turismo, oggi chi ha più di 65 anni è il viaggiatore target, perché va in vacanza quando vuole, 2 soldi da spendere ce li ha, e guarda caso, sempre più spesso, è da anni che lo rileviamo in Europa, ma anche in Italia, sono i viaggiatori che viaggiano con i bambini piccoli, quindi hanno esattamente le stesse esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Qualche problemino di dieta, di regime alimentare ce l'hanno, quindi ognuno ha le sue esigenze. Vedete, abbiamo già messo attorno a un unico soggetto tutte le esigenze di accessibilità che hanno anche le persone con disabilità
motoria, sensoriale, cognitiva, parliamo anche del decadimento cognitivo se volete, e quindi in realtà con questo over 65 li prendiamo tutti. Oggi sono più di 14 milioni gli over 65, quindi è una popolazione in continua crescita. Entro il 2050 arriveremo al 34% della popolazione europea, questi sono dati Eurostat, che avrà più di 65 anni e che avrà esigenze di accessibilità sempre di più. Per costruire una società più inclusiva abbiamo dei buoni motivi. Gli obiettivi ONU 2030, i 17 goal dell'ONU 2030, in particolare l'obiettivo 11 parla di città e comunità accessibili e resilienti. Gli ESG parlano nella S di sociale, ancora poco misurato, ancora poco preso in considerazione il tema delle persone come protagonisti di questa S. Quindi il passaggio con gli ESG, con i goal 2030 dell'ONU, è quello di riportare le persone al primo posto, rimettere le persone al centro della progettazione. E quindi dobbiamo imparare a progettare in una maniera diversa, che non è il minimo di legge. Anche perché voi che maneggiate le norme e le leggi, sapete benissimo che una normativa ti dà il minimo sotto il quale non devi andare e il massimo sopra il quale non devi andare. Ma quando tu rispetti il minimo, non sei nella fascia della qualità. E così come quando sei al massimo, non sei nella fascia della qualità. E, come dire, la testa e la coda sono sempre escludenti. Vi faccio un esempio per tutti, poi non so, probabilmente me ne verranno anche altri, ma credo che sapete tutti, no? Cosa dice la norma? Le rampe massimo 8%, quindi come le progettiamo? All'8%. Quindi è il massimo che possiamo ottenere, risparmiamo un po' di spazio, facciamo la rampa corta, bene. Perché facciamo questo ragionamento? Perché nessuno ci ha mai spiegato che quando noi cominciamo a superare il 5%, una persona che si muove con una carrozzina tende a ribaltarsi se non è in grado di spingersi e di controllare il tronco. Questo significa che quella persona non è più autonoma. Non siamo più in grado di far muovere le persone in autonomia e la qualità della rampa decade man mano la facciamo inclinare per le persone che hanno difficoltà a camminare. Prendiamo una persona, un emiplegico che ha avuto un ictus, che ha il piede che non alza più la punta del piede, lo dovrà trascinare e quella è una rampa che sarà particolarmente faticosa anche per lui. Chi si ricorda qui a Venezia, Piazzale Roma, prima che facessero il ponte di Calatrava, che c'era una bella rampa così e di fianco la gradinata. Ve lo ricordate? Dov'era il traffico? Tutto sulla rampa. E tutte le volte che venivo a Venezia mi mettevo in coda per attraversare la rampa. Sulla scala non c'era nessuno. Quindi, anche dal punto di vista dei progetti, pensare e progettare come abbiamo sempre fatto, per poi andare ad appiccicare la rampa dopo, facciamo delle cose brutte. Pensiamo ai parametri, e qua ne trovate, perché poi un po' di schede ci sono, ma dopo vediamo quali sono i contenuti. Pensate fin dall'inizio del progetto all'obiettivo che dobbiamo raggiungere, progettare per le persone con esigenze di accessibilità. Perché? Sono 1,3 miliardi le persone al mondo che si stima abbiano disabilità. Questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'ONU. Circa il 17% della popolazione, il più grande gruppo di minoranza al mondo. E non siamo capaci di fare lobby. Secondo il World Economic Forum, ha stimato quanto vale questo bacino di persone. 8.000 miliardi. Che hanno attorno però, tra i familiari e le amicizie, oltre 13.000 miliardi
di valore annuale che esprimono. Torniamo in Italia, a casa nostra. E quando parliamo di turismo c'è una vecchia indagine del 2014, pensate a quanto poco si indaghi questo tema, 2014, turismo, 2014. Facciamo delle indagini, 50 indagini all'anno, su qualsiasi cosa. Su questo, l'ultima è europea del 2014, dice che ci sono 130 milioni di persone con disabilità che sono interessate a fare turismo in Europa. E sono numeri enormi. Poi, negli ultimi tempi è uscita siamo riusciti a scovare questa indagine, che vi facciamo vedere. Perché quando si dice le persone con disabilità, quante sono? Beh, la cosa che facciamo tutti, prendi Google e glielo chiedi, quanti sono i disabili in Italia? 3 milioni, 2 milioni, 1 milione e mezzo, 5 milioni, non si capisce niente. Dal 2021 abbiamo il registro sulla disabilità. 7,6 milioni sono le persone che hanno una certificazione di disabilità. Poi nel 2002 l'Istat ha fatto un'altra indagine, e questa è una demoscopica, chiedendo se le persone che non hanno certificazioni di disabilità hanno però avuto limitazioni alla propria autonomia personale nelle attività abitualmente svolte per un periodo più lungo di 6 mesi nell'ultimo anno. Avete visto che numero viene fuori? 12,6 milioni di persone, che non sono una parte di quei 7 milioni e 6, ma si sommano. E arriviamo al 33% della popolazione. Si vedeva così male? Ve lo faccio così, ve lo faccio vedere in inglese, non avete nessun problema per questo. E quindi andiamolo a mettere in una torta. Intanto ve lo dico subito, è una torta che non torna, ma mi serve solo per mettervi in evidenza alcuni particolari. Vedete, quella 7,6 più il 12,6 è già un bel numero di persone, ma vedete quell'8,5 è quello che l'Istat stima come la popolazione dei caregiver, quindi le persone, i familiari, gli assistenti, gli amici, le persone che ruotano attorno a quei 7 milioni e 6. Stiamo parlando di un bacino enorme di popolazione. E questo è frutto del cambiamento demografico. Dicevamo prima i principi dello universal design. Ah no, forse vale la pena che io vi faccia un inciso qua, scusate, su questo. Quando abbiamo parlato della normativa, è importante anche che voi realizziate che c'è stato un passaggio in questi anni di cui non abbiamo preso coscienza. Qua dentro trovate tutto quello che vi sto dicendo. Dateci una lettura attenta perché lo merita. Oggi il vostro punto di riferimento non è più il DM 236, in particolare non è più l'articolo 8 del DM 236. Il DM 236 ha più di 30 anni, non è adeguato, ma soprattutto nel frattempo sono arrivate altre norme. Una di queste è la legge 104 del 92 che tutti conosciamo per i permessi lavorativi per le persone con disabilità. In realtà lì dentro ci sono scritte anche altre cose, tra cui che tutto deve essere accessibile, tutto il sistema turistico, ma anche tutto ciò che viene progettato. Poi c'è una legge 67 sulla non discriminazione, ma che fa cappello a tutto questo, è la legge 18 del 2009, che è la conversione in legge della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. Che cosa prevede questa legge? Cosa ha realizzato questa legge? La conversione senza modifiche della Convenzione ha fatto sì che i principi sanciti nella Convenzione sono giuridicamente esigibili.
Quindi in questi anni una cosa che è successa ma che ancora non ha avuto grandissimo risalto è che molto spesso sono state realizzate opere rispettando il minimo normativo, persone che hanno fatto causa per discriminazione perché l'opera poteva essere accessibile e che hanno visto la condanna delle amministrazioni che hanno eseguito queste opere. Quindi oggi andare oltre la norma e fare la progettazione migliore possibile diventa un obiettivo che deve guidare la progettazione. Perché vi faccio un esempio, la metropolitana, l'ATM, l'azienda dei trasporti metropolitani di Milano, ha fatto degli ascensori in varie piazze, in una di queste ha fatto la sua rampa di collegamento all'8%, una ragazzina di 12 anni non riusciva a salirlo in maniera autonoma, ha fatto causa per discriminazione, quando il tecnico è andato davanti al giudice e diceva io ho rispettato la norma perché la norma mi permette di fare la rampa fino all'8%. Cioè, ma tu potevi fare di meglio e non l'hai fatto ed è stato condannato e sanzionato. Quindi, come diceva l'ingegner Fasiol prima, spostare l'asticella un po' più in su sta diventando sempre più un imperativo da tanti punti di vista. Lo Universal Design, io credo che oramai ne stiamo parlando da tanti anni di Universal Design. Sono 7 regoline semplici, che però, come tutte le robe semplici, sono complesse poi da mettere in pratica. Bisogna cambiare strategia di progettazione. Significa introdurre anche delle figure professionali nuove, perché se oggi per fare un impianto di riscaldamento hai bisogno del termotecnico, hai bisogno dello strutturalista, hai bisogno di chi fa il light and design, ci sarà sempre più bisogno di integrare anche con le persone, con professionisti che si occupano della parte della accessibilità. E ci sarà sempre bisogno di coinvolgere anche gli utenti finali, anche le persone con disabilità, che questo non vuol dire, come è successo, mi hanno raccontato, no, io dovevo fare un'opera, ho fermato uno in carrozzina che vedo sempre in paese, gli ho chiesto, senti, dobbiamo rifare la strada e cosa dici? I marciapiedi che altezza li teniamo? Come facciamo le entrate dei negozi? Come facciamo questo? Come facciamo quello? E lì ha detto, ma se noi fate tutte rampe e tutti i scivoli, ci impigriamo, allora è meglio che fate un bel gradino di almeno 10 centimetri, così abbiamo lo stimolo a metterci in piedi e a camminare. Peccato che, insomma, non è che proprio tutti siano in grado di tirarsi su. E quindi dobbiamo consultarci con le associazioni, con i gruppi a livello locale per capire quali sono le necessità, gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, ma poi ci devono essere anche i professionisti che conoscono le strategie per realizzare l'accessibilità. E in questo lavoro che è stato realizzato lo trovate per quanto riguarda la mobilità, la comunicazione e la usabilità, che sono principi fondamentali per fare un buon progetto. Quindi noi abbiamo sostanzialmente 3 ambiti in cui ci dobbiamo andare a applicare. L'accessibilità culturale parte da qua, dalla nostra testa, dal modo di pensiero, da come cominciamo a pensare ad un progetto, un prodotto, un servizio, un'architettura. Le 7 regole dell'Universal Design si applica a tanti ambiti, non solo alla progettazione fisica, ma alla creazione di prodotti perché siano spendibili su qualsiasi mercato, all'organizzazione dei servizi. E quindi partiamo dalla cultura, dalla nostra cultura. L'accessibilità fisica deve essere un percorso. Prima stavamo parlando dei PEBA, dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Se noi continuiamo a costruire nella maniera sbagliata, che è quella che ci obbliga poi a fare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche, noi non ne verremo mai fuori, ma soprattutto non raggiungeremo mai un valore. Dobbiamo cominciare a progettare accessibile fin dall'inizio. Quindi
il PEBA deve entrare come strumento di cambiamento culturale e di cambiamento progettuale. Non solo deve essere acquisito dalle amministrazioni comunali, ma deve entrare nel regolamento edilizio, perché possiamo utilizzare quegli schemi nella normale progettazione, ma soprattutto applicare quegli schemi negli interventi di manutenzione. Perché se noi non togliamo quella voce scritta in rosso che è abbattimento delle barriere architettoniche e non la mettiamo nel capitolo investimenti, quindi nella manutenzione, noi non ne verremo mai fuori. Continuiamo a progettare con barriere e dobbiamo fare l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'accessibilità digitale. Tutti noi abbiamo in tasca strumenti digitali. Sul cellulare abbiamo applicazioni, abbiamo siti internet. Questi le pubbliche amministrazioni ce l'hanno già da più di 20 anni che devono essere accessibili. Da giugno di quest'anno entra in vigore l'European Disability Accessibility Act, che impone a tutte le imprese private di avere siti internet, applicazioni e documenti accessibili dal punto di vista digitale. Quindi una newsletter, una convocazione, un PDF deve essere accessibile così come deve essere accessibile un sito internet. Significa fare le cose in maniera più semplice e funzionale. Guardate che la semplicità non è fare le cose in maniera più povera, più sciatta, è fare le cose risolvendo la complessità che c'è dietro e migliorando la qualità e la fruibilità, ed è determinante anche per la parte digitale. Altra parte importante, le parole, la comunicazione, i comportamenti e comprendere quali sono le esigenze che danno origine a tutto questo. Perché se qualcuno non vi spiega che la rampa all'8% sarà a norma, ma non è inclusiva e non è una soluzione per tutti, voi nel vostro corso di studio non l'avete mai affrontato questi temi. E sicuramente siamo in una fase di cambiamento dove probabilmente cominceranno a metterlo anche nel curriculum tutta questa parte, perché è determinante sapere quali sono le esigenze che dobbiamo soddisfare. E per questo c'è una parte veramente importante che riguarda proprio le parole, perché le parole cambiano il modo in cui noi affrontiamo un progetto, cambiano il modo in cui noi parliamo delle cose, quindi cambiamo il nostro mondo, cambiamo la nostra società. Veniamo all'accessibilità fisica, che sono sicuro che questa è la parte che vi interessa, e parliamo delle schede che sono state realizzate per i singoli ambienti, per l'ospitalità, per la ristorazione, per il commercio, per i trasporti, per gli impianti sportivi e per gli eventi. Non è una scheda, dicevo, con delle indicazioni tecniche. Troverete il settore di applicabilità, un breve testo descrittivo volutamente tecnico, delle indicazioni di base che non vi dovete proprio perdere, ma soprattutto delle indicazioni migliorative di come innalzare quell'asticella a quegli standard, e una serie di errori da evitare, perché quando facciamo formazione, io ho sempre visto negli anni fare dei corsi di formazione sull'accessibilità, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ti fanno vedere le più belle case history dalla Danimarca all'America, questo, quell'altro, poi uno dice sì vabbè, poi io vado a casa del funzionario del comune, quello che mi chiede ancora è il bagno 180x180, se no l'USL non mi dà l'autorizzazione e io con quello mi devo confrontare. Ecco, questo è l'obiettivo, cioè dirvi intanto quali sono gli errori che proprio non dovete più fare. Poi tra il minimo, che è l'indicazione di base per migliorare rispetto al minimo di legge, e le migliorie possibili che sappiamo, qui sta a voi, alla vostra capacità progettuale di migliorare e di mettere dentro tutto quello che è possibile, con l'obiettivo ovviamente di far sì che le persone possano usare tutto questo. La parola accessibilità
significa raggiungere, comprendere, usare in autonomia e sicurezza. Se noi parliamo solo dell'accessibilità come rispetto delle norme, ci perdiamo in autonomia e sicurezza, perdiamo di vista la persona, perdiamo di vista le persone. Questo ve lo diceva prima l'ingegner Fasiol, quali sono i progetti che hanno già fruito delle linee guida e di tutte le indicazioni che troverete qua dentro. Sono già stati inseriti perché quelli sono parte della legacy, no? Sono parte del progetto e del futuro che deve rimanere in dotazione al nostro paese, alla nostra regione. E quindi sono già state inserite in tutti questi progetti. E uno spazio interessante è quali sono i servizi innovativi che possiamo mettere in atto. E sostanzialmente ci siamo concentrati su 3 servizi che sono di supporto all'evento olimpico e paralimpico, ma anche di supporto strategico per il sistema turistico della Regione Veneto. La possibilità di noleggiare degli ausili. Cosa voglio dire? Sono un senior che abita a Londra, che ha la sua badante, la sua assistente, scusate perché badante mi hanno fatto riflettere su questa parola e mi hanno detto che è molto discriminante. Ma l'uso, se io per primo dico che dobbiamo usare le parole giuste e poi arriva qualcuno e mi dice guarda che quella parola lì è sbagliata, io vado in crisi e cerco di applicarlo subito. Siccome me l'hanno detto 2 giorni fa, perdonatemi questa difficoltà, che però condivido con voi, quindi come vedete anch'io ho le mie brave difficoltà. Quindi chi ha un proprio assistente o una propria assistente deve partire da Londra, magari camminacchia ancora, c'ha un bel elettroscooter con il quale se ne va in giro a fare il pirata per il centro di Londra e deve venire in vacanza e vuol venire sul lago di Garda o a Bibbione. Cosa deve fare? Deve spedire l'elettroscooter, deve pagarsi l'assistente per tutto il periodo della vacanza, deve pagare il viaggio aereo andata e ritorno, già che gli paga lo stipendio, gli paga pure le ferie e deve stare in ferie con lui, si fa le ferie anche lui. Allora, se io invece ho la possibilità di arrivare e noleggiare un elettroscooter come quello che ho a casa, se ho la possibilità di arrivare e magari trovarmi l'assistenza per l'accompagnamento, ma anche per l'assistenza personale, se io ho bisogno 1 ora al mattino per vestirmi, fare l'igiene, 1 ora alla sera per svestirmi e fare l'igiene personale. Pensate cosa vuol dire pagare la vacanza a una persona che viene con te per darti servizio 2 ore al giorno e gli devi pagare anche la vacanza. E quindi diamo delle risposte che per certi versi già ci sono a livello locale, ad esempio per i nostri cittadini, per i servizi sociali. Potrebbero essere una parte utilizzati anche per questo tipo di servizi. E il bagno assistito, che non è il... Grande Claudia. Va a finire che gli ho risposto io, ha sentito la mia voce. Bagno assistito, questo l'evento olimpico e paralimpico ci mette nelle condizioni di dare attenzione a dei bisogni che sono latenti e che finora non si sono manifestati e perlomeno non sono entrati nell'attenzione del grande pubblico, nell'attenzione progettuale. Quando pensiamo a un bagno accessibile abbiamo il nostro schema 180x180, ma ci sono delle persone che hanno anche bisogno di spazi più ampi, di servizi diversi, persone che hanno bisogno di cambiarsi completamente. Chi viaggia, un bagno assistito, ci si ritrova in aeroporto, ci si deve cambiare, una persone che usano il pannolone, che devono fare l'igiene, che si devono essere assistiti da 1 o da 2 persone, quindi c'è bisogno di un
di uno spazio con un sollevatore, di un lettino, c'è bisogno di qualcosa di più ampio e questo può essere utile nei posti ad alta e altissima frequentazione dove si possono concentrare queste esigenze. Hanno realizzato nel 2012 tra i primi per le Olimpiadi di Londra questi che chiamavano changing room e oggi in Inghilterra, guardavo gli ultimi numeri l'altro giorno, se mi ricordo bene, hanno superato i 350 questi bagni, ne sono stati creati 12 in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra, oggi sono più di 350. Quindi rispondono effettivamente a un bisogno e a un'esigenza che c'è. E questa fa parte di quei servizi innovativi che possono essere la legacy di questo grande evento. Quindi la legacy è sicuramente il cambiamento culturale, cambiamento di atteggiamento degli amministratori pubblici, gli amministratori dei servizi, degli imprenditori, del mondo del turismo, ma della ristorazione, del mondo dei servizi, che tengano in considerazione anche le esigenze di accessibilità. Questa guida è rivolta anche a loro ed è stato pensato proprio perché sia leggibile anche da loro. Io, quando l'abbiamo presentato a Cortina, l'ingegnere Fasiol sorrideva, ma sorrideva a metà della platea quando dicevo che siccome io sono un appassionato di marketing e sul comodino ho tenuto Kotler fino a poco tempo fa, il manuale del marketing scritto da Kotler, non dico che ve lo dovete mettere sul comodino, però questo ve lo dovete tenere a portata di mano e quando ne avete bisogno andate a cercare nell'indice cosa vi serve, qual è la scheda, qual è l'argomento e andatelo a consultare. E questo troverete tantissime risposte che oggi non avete. Richiede però impegno da parte vostra, c'è poco da fare. Quali sono le ricadute sociali? Parliamo sempre del social impact, no? Allora, qui non a caso ho riportato la disabilità non va in vacanza, le persone sì. Ed è importante che questo ce lo ricordiamo. Abbiamo un nuovo mercato a cui dare attenzione. Avete visto i numeri che vi ho fatto vedere? Sono numeri importantissimi. Migliorare l'accessibilità significa migliorare la qualità del prodotto, la fruibilità, il far sì che chiunque possa utilizzarlo. Molto spesso io ho visto delle opere, dei progetti che venivano presentati come opere esclusive, ma erano escludenti, non erano esclusive. Diventano esclusive perché escludono qualcuno. Quindi ci sarà comunque una parte di persone che se progettiamo male non potrà utilizzare quel progetto. Questa è una consapevolezza sulla quale forse non ci siamo mai fermati a riflettere più di tanto. Le ricadute sociali sulle destinazioni. Quando noi progettiamo accessibile una destinazione, la progettiamo prima di tutto per chi ci abita. Provate a pensare una persona anziana che gira col suo deambulatore, che si può andare a fare la spesa e può essere autonoma. Nel momento in cui comincio ad avere un gradino non riesco ad entrare a fare la spesa. Che cosa succede? Che quella persona i servizi sociali gli deve portare da mangiare a casa. E vi posso garantire che costa molto di più portare da mangiare a casa a una persona anziana che eliminare il gradino. Allora su questo noi dobbiamo fare un patto e un'alleanza con le imprese, con gli imprenditori, perché quella persona che oggi escludiamo continuerà ad andare a fare la spesa in quel posto. Significa che rimane autonoma. Se noi la chiudiamo in casa non è solo il costo di portargli da mangiare a casa. In breve tempo quella persona che si esclude socialmente. E invece l'obiettivo dell'inclusione è proprio altro, è far rimanere attivi e protagonisti tutti per il periodo più lungo della propria vita. Non ultimo, migliorando l'accessibilità anche dei luoghi turistici, diciamo che l'incremento atteso da parte del mercato del turismo accessibile per le imprese può arrivare fino al 20%. Ma è vero che dove le persone con esigenze di accessibilità vanno in vacanza, possono anche lavorare.
Io ho fatto il direttore marketing di un hotel perché quell'hotel era accessibile, altrimenti non l'avrei potuto fare. E come me tante altre persone, pensiamo anche all'invecchiamento e alla perdita di risorse professionali nel mondo del turismo. Dal Covid è partita, c'era già prima una crisi di professionisti, sempre più abbiamo bisogno di professionisti che siano impegnati nel loro lavoro. Anche le persone che hanno esigenze di accessibilità possono dare il loro contributo. Monitoraggio e revisione. L'ingegner Fasiol ve l'ha detto prima, qui l'asticella, questo è il punto di partenza, l'asticella la dobbiamo tirare più in su. Quando leggete questo documento, se trovate delle osservazioni, se avete dei suggerimenti su come migliorare, la Regione ha in obiettivo di revisionare tra un anno queste linee guida. Tutto quello che possiamo migliorare ce lo potete dire voi. Il valore di questo documento sarà pari a quanto verrà condiviso e quanto diventerà strumento utilizzato nella propria attività. E vale per tutti. Dove scaricare le linee guida? Se le volete in formato digitale perché vi sono comode, questo è l'indirizzo internet. Se volete vi potete inquadrare il QR code, ma adesso le slide sono qui a disposizione, quindi questo è materiale che vi verrà distribuito, lo potete prendere tranquillamente. Poi mi sono permesso, non è strettamente collegato alle linee guida, nel senso che non fa parte del documento delle linee guida, di portarvi anche un ulteriore documento, che è questo, un progetto che stiamo realizzando anche qui da più di 2 anni. 2 anni fa sono successe tutta una serie di cose che ci portano ad avere tutti questi materiali, assieme a Hospitality, il salone dell'accoglienza di Riva del Garda, e assieme a Lombardini 22, abbiamo realizzato questo progetto di ognuno, che è un digibook ed è lo universal design coniugato nell'ospitalità, per un'ospitalità accessibile. C'è la versione digibook e c'è la versione anche audiolibro, podcast, per chi se lo vuole ascoltare. E grazie. E poi ovviamente sono a vostra disposizione se avete delle domande. Bene, benissimo, grazie Roberto Vitali. Adesso se c'è qualcuno che vuole intervenire, c'è la possibilità. Ah, ecco, l'ingegner Marco Dorigo. Se vuoi venire qui o come vuoi, dai. Hai accennato ai PEBA, sai che mia direzione è quella che dà i contributi ai comuni per realizzare. Adesso partiamo con un monitoraggio per capire dopo 3 anni come dare contributi, e questi li hanno fatti, dovrebbero li fare una parte, e poi, come mi hai accennato, come hai acceso la lampadina, se questi non sono stati approvati, abbiamo qua la direzione urbanistica, ma se li mettono nelle loro previsioni urbanistiche, e in un ambiente come il nostro, città vecchie, strade vecchie, piccole, strette, comunque con pochissima facilità, chi non è portatore di disabilità, se secondo te hanno un effetto, li prendono e li mettono in perseguimento. Così, come detto, tra 30 anni non voglio più parlare di PEPA, non esisterà. Però adesso mi tocca parlare. Allora, io vi dico la mia esperienza, e i PEBA si fanno e poi si mettono lì, perché, come dire, allora, ci danno i soldi, lo facciamo, perché sennò le associazioni dicono che non ce l'abbiamo. Adesso sapete, i fondi del PNRR, se non avete il PEBA fatto, non arrivano, cioè non ve li danno. Quindi c'è, come dire, un certo incentivo in più. Però come facciamo a far sì che il PEBA lavori? E tu hai detto una cosa fondamentale, no? Siamo delle città vecchie, cosa vuoi che facciamo? Io me lo sento dire da anni questa cosa.
Poi credo che sia una scusa, no? Ci giustifichiamo il fatto di non fare. Abbiamo città vecchie, che cosa vuoi fare? Tanto non vanno in giro, perché lo dobbiamo fare. È come quando c'è il parcheggio per disabili, è lì, è comodo, perché tanto è libero, non c'è nessuno, ci metto la macchina io. È un po', se vogliamo, il ragionamento è un pochettino questo. Allora, voi conoscete la Sacra di San Michele? Sapete dov'è? Piemonte? Val di Susa? Ce l'avete presente? Lassù? Monte Pirchiriano? Cominciato a costruire nel 67 o nell'87 a.C., vado a memoria, poi magari ho detto una sciocchezza, ma un po' di tempo che l'hanno costruito. In cima a una montagna, cioè di fianco al... dove si fa la messa? All'altare, scusate, uno dei pilastri dell'altare è proprio, vedete, la cima del Monte Pirchiriano, hanno proprio cominciato a costruire da lì. E quella lì è completamente accessibile. Voglio dire, è un bene tutelato, è vecchio, quindi avevano tutti i motivi per non farlo. Sacra di San Michele. Quindi se hanno reso accessibile la Sacra di San Michele, secondo me possiamo rendere accessibile anche le nostre città. Mi risulta che siano un po' più recenti la maggior parte, se non altro. È che noi oggi pensiamo al PEBA come uno strumento a cui noi dobbiamo dedicare delle risorse e non lo facciamo diventare invece ciò per cui è stato pensato, cioè farlo diventare lo strumento che fa cambiare la città. Se io faccio l'abbattimento delle barriere architettoniche, ho una voce di bilancio scritta in rosso, che è il totale degli investimenti che devo fare. Abbiamo visto la tua indagine, quanto ti è costato fare l'abbattimento delle barriere architettoniche. Se noi questo strumento lo usiamo invece per cambiare la modalità progettuale e non solo lo facciamo acquisire come strumento urbanistico dicendo abbiamo approvato il PEBA, ma lo facciamo entrare nei regolamenti edilizi, lo facciamo passare in Consiglio Comunale e lo inseriamo nei regolamenti edilizi. E quegli schemi che servono all'abbattimento delle barriere architettoniche diventano schema del regolamento edilizio. Noi abbiamo tolto dalla voce scritta in rosso del costo dell'abbattimento delle barriere architettoniche e lo andiamo a mettere in una normale progettazione che poi nel momento in cui dovremo fare manutenzione, se usiamo quello schema di lavoro, non abbiamo il costo dell'abbattimento, faccio manutenzione ordinaria, ripristino rendendo accessibile ciò che prima non era. Oggi quello a cui io assisto è che si disfa un marciapiede che non ha le rampe e si rifà un marciapiede che non ha le rampe. Perché? Era così prima, lo rifaccio uguale. Quindi se noi cominciamo a fare questo ragionamento, spostiamo l'asse da cui guardiamo al PEBA e il risultato inequivocabilmente sarà diverso. L'altra cosa che si fa poco è quello di consultare le associazioni per capire da dove si deve cominciare, quali sono le esigenze. Le associazioni che sono rappresentative del mondo delle esigenze delle persone che hanno esigenze di accessibilità, tutte le tipologie di disabilità, hanno un quadro delle esigenze e queste vanno coinvolte, ma poi vanno viste anche le esigenze del singolo cittadino e quindi va chiesto anche a chi ha esigenze di accessibilità quali sono le sue. Perché se io devo rifare il marciapiede, tu abiti in quella strada e hai una carrozzina larga 70 cm, il marciapiede è 60 cm perché è sempre stato 60 cm, sarà sbagliato rifare il marciapiede di 60 cm, no? Prego.
Quale? Chiediamo quale. Pensando che ci sia una norma che in qualche modo dice che effettivamente il costo deve essere tenuto a fare una pubblicità. Come si fa effettivamente a far passare quel messaggio? A me piace molto il passaggio in cui ha spiegato che la normativa in realtà è la base da cui partire, in realtà c'è tutto lo spazio per migliorare, fare cose fatte meglio, però è un passaggio culturale anche là, sull'aspetto normativo non indifferente. Spesso ci si difende dietro oltre la normazione, vedo anche adesso con la parità di genere, no? Parlano di certificazione, adesso certificare a prevedere e lavarsi la bocca, diciamo, con questa parte, cioè non è che Sì. No. ed è un problema questo, perché se ci si difende come amministrazione dietro la normazione, in realtà deve essere tu in qualche modo in grado di dimostrare la tua capacità di avere una visione sistemica, che non è che ci sono appunto tante interazioni, quindi hai fatto sì una messa cifrata per la sostenibilità, ma sei completamente insostenibile verso chi porta Qual è la normativa che prevede che una persona che ha disabilità debba girare in mezzo alla strada per andare a prendersi l'autobus? Io farei questa domanda. Io la risposta non ce l'ho. Anche perché è successo, io mi sono scontrato con questa cosa tanti anni fa. Il pedone che va in mezzo alla sede stradale dove non è la sua è un uomo morto. Anche una persona in carrozzina, se va in mezzo alla strada e la tirano sotto. Ed è successo a Roma, anni fa, una persona in carrozzina è scesa dal marciapiede perché non c'erano le rampe, non c'erano gli scivoli, non riusciva ad attraversare, c'erano le macchine parcheggiate sul marciapiedi, oggi diremmo ci sono i monopattini sul marciapiedi, problema che a Venezia, beati voi, non avete, e è andato in mezzo alla strada, l'hanno tirato sotto, è morto, e i familiari hanno dovuto pagare l'assicurazione per la macchina che si è rovinata. Cioè io quando mando un pedone in mezzo alla strada, lo metto cioè voglio dire, se lo ammazzano è colpa sua, anche una persona in carrozzina. Quindi la domanda è, siamo sicuri che abbiamo preso in considerazione tutti gli utenti? Perché quello che mi viene da dire è che quella fermata autobus lì oggi è discriminante. Allora, lì ci sono tutte le premesse perché qualcuno dica discriminazione in base alla legge 67, io ti faccio causa. Non so chi è che l'ha fatto e dopo, secondo me, se ci si mette a tavolino una soluzione la si trova, perché ci deve essere una soluzione. Allora, io non dico che dobbiamo fare una colonna di ascensori di fianco alla Torre di Pisa per rendere accessibile la Torre di Pisa. Ci sono dei limiti di cui dobbiamo essere coscienti. Tra l'altro, lei ha citato Venezia, io non so più quanti anni, tutte le volte che mi trovo a parlare di Venezia, soprattutto quando sono stato all'estero, i vari convegni, anche alla Commissione TRAN, all'Unione Europea, un parlamentare si è alzato e dice, vabbè, certo, lei parla di accessibilità, ma non sarà possibile rendere accessibile Venezia. Tutte le volte mi tocca di spiegare che Venezia è una delle città più accessibili che abbiamo in Italia. Patrimonio UNESCO, l'80%, quasi l'80% del centro storico è accessibile, ci sono un mucchio di servizi, non lo sappiamo, questo è il problema, Venezia non lo comunica. Allora, qui c'è un altro aspetto che è fondamentale e lo trovate lì dentro. Fare le cose non è sufficiente, bisogna anche comunicarle, perché se continuiamo a progettare, poi attenzione, faccio l'entrata con i gradini, poi ti faccio l'entrata da dietro. Oggi non è più accettabile. Oggi se si fa un progetto si deve entrare tutti dalla stessa parte. Se no quella è discriminazione. E non c'è bisogno di andare a cercare chissà quali indicatori. È facilissimo da provare.
rafforzare alcune concentrazioni con una visione diversa, no? Un po' complessa, è diversa. Dicevo che linee guida, immagino che si parli di accessibilità in senso molto lato, molto ampio, credo, no? Per i bambini, di cosa è previsto, cosa si parla in questo specifico linee guida, rivolgo anche proprio il tema di quando un po' delle Olimpiadi. Sono d'accordo con lei, arriveranno non la prossima edizione, ma forse l'altra, faremo, come giusto che sia, legare assieme delle persone monodotate e diciamo disabili. Questo è l'obiettivo poi del CIO, arrivare a fare delle Olimpiadi inclusive vuol dire anche farle assieme. Certo. Promuoverle assieme. Ma si arriverà perché c'è un progetto in questo senso, tra qualche edizione. Sono d'accordo assolutamente. Ma allora, le esigenze dei bambini, ci sono anche le persone di bassa statura, no? I nani. Che a me non è che mi piaccia tantissimo, non è discriminante nano, ma io preferisco persone di bassa statura. In realtà io ho degli amici che sono, tutte le volte che mi ci ritrovo con loro, la persona più bassa è 97 centimetri, un altro è 1,20 m, l'altro è 1,10 m, e tutte le volte che discutiamo e mi dicono: te non ti lamentare che sei già alto 1,30 m, perché io qui arrivo a 1,30 m, ma soprattutto io ho le braccia più lunghe, perché loro non sono cresciute le gambe ma neanche le braccia, quindi te non ti lamentare. Ci sono indicazioni che vanno bene anche per questo, cioè anche per le attenzioni nei confronti dei bambini, della mobilità, ci sono tante cose che sono tenute in considerazione. Pensate semplicemente allo specchio che mettiamo in bagno, il famoso specchio per disabili, che vi invito assieme al water per disabili e al lavandino per disabili a buttare nel water per disabili. Così la chiudete, buttate via tutto e cominciamo a risolvere delle cose e vediamo quali sono le prestazioni che devono avere. C'ho una bellissima foto che mi ha fatto non molto tempo fa un amico, un professionista. Io che sono davanti allo specchio per disabili, quello con la manovella, per capirci, che costa 500 euro, ce l'avete presente? Specchio per disabili con la manovella che stai lì, lo regoli, e di fianco invece c'è uno specchio a tutta altezza che parte dal bordo superiore del lavandino fino a 180. Allora, in questa foto si vede che io mi vedo la faccia lassù e di fianco nello specchio, ed è l'area, non è il bagno per disabili ma è il bagno per tutti, poi dopo su questo le dico una cosa, e io mi vedo a figura intera. Quindi quello specchio totale non è costato la metà di quello che è costato quello per disabili. Quindi voglio dire, il cambiamento che dobbiamo fare nella progettazione è quello di smettere di fare una progettazione specializzata per fare una progettazione che sia invece una risposta ai bisogni. Lei ha detto una parola, colgo la sua parola normale, per le persone normali, colgo la sua parola non me ne voglia. Se parliamo di persone con disabilità e dobbiamo parlare di chi una disabilità non ha, non è la parola giusta persone normali, è persone senza disabilità. Perché se no io rimango il diversamente abile. Perché tanto, provate a pensare come le parole incidono sul nostro modo di ragionare. Se è diverso non è come me. Quindi è accettabile che lui non entri. È accettabile che io sacrifichi, poi sono in pochi, cioè non è che stiamo parlando, ne sta fuori 1, 2, 3, cosa vuoi che sia, c'è tanta gente al mondo. Allora, io lo so che batto su questo, ma con convinzione, ragioniamo sulle parole, così come una persona l'altro giorno mi ha detto: tu hai detto badante e presupponi che sia una badante, perché ho detto una badante. Sei nello stereotipo, sono cascato dentro alla discriminazione di genere pari fino qua. Ho detto: hai ragione. E infatti sono arrivato all'assistente, che può essere la A e l'O, insomma. Ragazzi, cioè,
Però è vero, cambiare anche le parole che utilizziamo, per quanto è imbarazzante, perché finché non hai dimestichezza con le parole, non sai mai se la stai dicendo giusta. Poi vi posso garantire che voi troverete delle persone che vi dicono no, io sono diversamente abile. Io c'è uno che conosco, dice no, io sono handicappato. Se vuoi che ti chiamino così, ma non pretendere che chiamino così me. Cioè quello sì, a mio avviso è un problema, ma insomma te lo gestisci poi te, se vuoi che ti chiamino così. Io preferisco che mi chiama Roberto quando mi incontrano, non handicappato. Una replica, Sì. anche se la mia parola forse non era corretta, no? No, ma... Non ho detto sulla normale, ho detto sulla norma dotata. Poi può essere ancora sbagliata anche questa. Sì, le confermo che anche quella è sbagliata. No, ma... Era per dire che non volevo comunque fare discriminazioni oppure aggettivare questa mia... No, ma guardi, lei mi deve perdonare se io ho preso la sua parola e l'ho premesso. Mi perdoni per questo, ma chiunque la poteva utilizzare e le garantisco che è una cosa che si utilizza nel normale modo di parlare. Però era per dire il concetto di normalità dov'è? Perché se è vero, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la disabilità è un'esperienza universale, perché tutti la proveremo per periodi più o meno lunghi della nostra vita, vuoi perché hai un incidente, vuoi perché le capacità e le facoltà si deteriorano. Se sei fortunato a 70 anni, a 80 anni e sei ancora autonomo e vai in giro, ma con qualche acciacco non fai le scale a 3 gradini alla volta. Quindi il ragionamento della norma, del normale, di che cos'è normale, era proprio legato a questo. Quindi dobbiamo spostarci dall'ambito della normale progettazione. Assolutamente. Allora, io vi dico questo, io da più di 30 anni che mi occupo di turismo accessibile, di accessibilità, di domotica, abbattimento barriere architettoniche, progettazione, inclusione, e io sono ancora qui che imparo, e vi ho detto 2 giorni fa mi hanno ripreso e bacchettato sulle dita proprio per aver sbagliato, e vi garantisco che è uno studiare continuamente, ma soprattutto stiamo continuamente spostando il livello. Io ho avuto un incidente che avevo 15 anni, io sono in carrozzina da quando ho 15 anni, ho avuto un incidente. E allora era normale dire sei invalido, poi ti hanno detto sei handicappato, poi ti hanno detto sei diversamente abile, oggi persona con disabilità, poi io cerco di conquistarmi Roberto, ok? Però guardate come negli anni è cambiata l'attenzione verso questo tema. La svolta l'abbiamo fatta nel 2020. Voi avete fatto caso a cos'è successo nel 2020? C'è stato il Covid, ma il Covid ha provocato una cosa straordinaria, il PNRR. PNRR, quali sono i pilastri che hanno dato origine al PNRR? Il pilastro numero 5 ha l'obiettivo inclusione. Cioè hanno dedicato un pillar intero al tema dell'inclusione, e non si può parlare di inclusione se non si può parlare di accessibilità. C'ho un amico che è mancato un anno fa, si chiamava Antonio Giuseppe Malafarina, che era un poeta, ma era anche uno scrittore, un giornalista. Se guardate su Google trovate tanti articoli scritti da lui, ed era una persona che faceva veramente profonde riflessioni, e ha scritto una cosa bellissima. Inclusione è una parola magica, perché quando c'è, sparisce. Non c'è più bisogno di nominarla.
Bene, c'è qualche altro intervento? No, io direi di concludere appunto con questa frase, grazie quindi a Roberto Vitali per anche la passione e la capacità comunicativa, direi, insomma, di trasmettere questi concetti di accessibilità e inclusione, così come hai fatto tu, insomma. Speriamo di essere riusciti ad alzare un po' questa asticella, diciamo, di aver dato un contributo più che di alzarla, ecco, di aver dato un piccolo contributo in questo senso, in questa direzione. Allora chiudiamo qua la nostra assemblea, la nostra seconda parte dell'assemblea, e vi ricordo che c'è anche un aperitivo che ci aspetta, quindi siete tutti invitati al piano terra per un saluto finale. Grazie.